Non una semplice mostra, ma il romanzo della vita di Van Gogh, raccontato attraverso l'evoluzione artistica dai primi disegni fatti all'esterno della miniera di Marcasse, vicino alla sua abitazione, raffigurando i lavoratori, fino all'esplosione del colore nel periodo francese. Il critico d'arte trevigiano Marco Goldin, dalle sale del museo Kröller-Müller ad Otterlo in Olanda, ha svelato i dettagli della grande mostra dedicata al pittore olandese, in programma a Padova al Centro Culturale San Gaetano a partire dal 10 ottobre 2020. È una mostra che ha una sua storia, al di sotto ho parlato di andare sotto la pelle di Van Gogh, non soltanto la pelle della pittura ma anche sotto la pelle dell'uomo. E la cosa assolutamente nuova rispetto anche a mostre recenti come quella fatta a Vicenza in Basilica Palladiana nel 2017 è che non c'è soltanto Van Gogh ma c'è una relazione forte che ho scelto di tessere con gli altri autori della sua generazione. Van Gogh, i colori della vita, porterà a Padova 125 opere, gran parte arriveranno proprio da qui, dal museo Kröller-Müller, che ospita la seconda collezione più grande al mondo di capolavori di Van Gogh. Abbiamo deciso con gran piacere di supportare la nuova mostra di Marco Goldin come partner importante di Linea d'Ombra, con il prestito di 70 opere di Van Gogh tra dipinti e disegni di carta. Il campo di grano, le montagne, il paesaggio francese, tanto caro a Van Gogh, qui il colore esplode. Questo capolavoro arriverà dall'Olanda a Padova e pensate, è stato dipinto su una tovaglia, una classica tovaglia a quadretti, bianco e rosso. La mostra inaugurerà il biennio di collaborazione tra il Comune di Padova e Linea d'Ombra. Marco Goldin, dopo aver chiuso le esperienze di Treviso e Vicenza, ha accolto la chiamata del sindaco Giordani. Molto felice di avere una amministrazione che creda in quello che faccio e che quindi mette a disposizione tra l'altro uno spazio molto bello che è stato pienamente recuperato dal punto di vista impiantistico, della sicurezza. Per ospitare questa mostra il Centro Culturale San Gaetano è stato adeguato alle stringenti misure di sicurezza imposte dai musei internazionali. Il valore assicurativo stimato di tutte le opere che verranno esposte a Padova è di circa 2 miliardi di euro. La pittura di Van Gogh è fragile, ha bisogno di condizioni climatiche particolari. Ci sono capolavori che addirittura da anni non possono più lasciare le loro sedi. A Padova però arriveranno pezzi di prestigio come la versione più famosa del Seminatore o l'iconica Arlesiana e lo splendido paesaggio con la luna nascente. Un viaggio nella vita di questo pittore così amato dal pubblico, un percorso espositivo che attraverso il colore porterà il visitatore a conoscere nell'intimo Van Gogh e il suo tormento.